Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di 10 domande a. Questa sera sono molto contento perché ho ospiti due amici che dirigono insieme ad altri collaboratori una delle cantine più conosciute dell'Umbria, che è la cantina di Sasso dei Lupi. Ho 10 domande da fare, spero che anche voi abbiate delle curiosità da togliervi, insomma, da chiedere, perché sono molto disponibili e quindi possono rispondere tranquillamente. Sono ben contenti di rispondere a vostre eventuali domande. Ecco, li vedo collegati. Salutiamo il presidente Antonello Ciurnelli, eccolo qui. Ciao Antonello, benvenuto. Ciao, buonasera e grazie. Siamo qui. Il vicepresidente Ruggero Saracca. Ciao Ennio, buonasera, molto lieto di Grazie essere per qui. aver accettato il mio invito. Adesso io vi lascio tutto lo spazio a voi perché siamo un po' troppi, quindi preferisco vedere voi direttamente. Ecco qua. Benissimo. Ok, allora io partirei subito con la prima domanda. Come nasce la cantina Sasso dei Lupi? Come nasce? Una bella storia. Comunque nasce nel 1959, grazie ad alcuni soci storici che si mettono insieme per cercare di, come dire, valorizzare il proprio prodotto, e stiamo parlando chiaramente di uve, quindi di vino. E nasce proprio negli anni 60, credo che erano una quindicina di soci o 20 che si mettono insieme, e raggiunge, diciamo, poi la massima partecipazione da parte dei soci negli anni 90, in cui arrivano quasi a 1000 soci. Successivamente chiaramente si subisce delle trasformazioni legate anche a quello che sono poi le vicissitudini storiche, quindi legato poi al territorio. E quindi ha festeggiato poi da poco 60 anni, poi ne parleremo. Beh, 60 anni è un traguardo storico, direi. Sono successe tante cose, insomma. Quindi voi siete presidente Antonello e vicepresidente Ruggero, quindi penso che sia una bella responsabilità e un lavoro in pratica a tempo pieno. Da quanti soci è composta la cantina? Dunque, attualmente, prima vi ho accennato, dunque, dove c'erano circa 900 Perdonami soci. Antonello, mi ritorna Sì. l'audio dentro, c'è Che un ritorno di fatto? audio. Probabilmente devi abbassare l'audio del telefono, credo. Proviamo, chiedo scusa. Magari non ti Adesso accorgi, me ne accorgo. va meglio? Sì, perfetto, a posto, grazie. Oh, benissimo, forse Quindi era il torniamo a noi, da volume. quanti soci è composta la cantina? Perché ricordiamo che nasce come cantina sociale, no? Giusto? La cantina Sì, sociale. assolutamente. La cantina sociale, la forma è la classica struttura della cooperazione, quindi una società cooperativa, agricola in questo caso. Attualmente, proprio dati recentissimi, siamo circa 130 soci e rappresentiamo circa 200 ettari di superficie. Chiaramente si è molto ridimensionata, come ho detto prima, come struttura, proprio legato a quello che è stata la vicissitudine storica anche della regione stessa, dove chiaramente nel frattempo sono sorte anche tante cantine private, c'è stato un ridimensionamento anche della superficie vitivinicola. Comunque attualmente siamo 130 soci circa. Quindi abbiamo detto quanti ettari sono e i soci per quanto partecipano? Cioè, sono dei soci che hanno più ettari, meno ettari, hanno estensioni più grandi? Sì, sì, assolutamente sì. Qui 200 abbiamo i ettari hai soci, detto? Ho capito male? circa 200, siamo È intorno una ai grande 170-180. estensione, 200 ettari. È una grande estensione. Era molto più ampia come superficie. Comunque è una bella estensione, una bella ancora realtà chiaramente sul territorio, è molto importante. I soci, ce ne sono una parte che sono molto importanti perché hanno una superficie che raggiunge anche i 20 ettari, e poi ci sono tanti altri soci che hanno anche il mezzo ettaro di superficie, quindi diciamo che rappresenta un pochino tutte le realtà, dall'imprenditore più vero a lobbista, se vogliamo, perché poi quello che coltiva il mezzo ettaro di vigneto, vuoi per affetto, vuoi per n motivi, comunque è ancora legata alla nostra struttura. Ho capito. Io lo scorso anno ho ricevuto il vostro invito e ho partecipato volentieri all'anniversario dei 60 anni
della cantina Sasso dei Lupi. Quindi cosa ha significato per voi festeggiare i propri 60 anni? Dunque, direi che è soprattutto una parte della sfida che ci siamo sempre proposti dall'inizio, dal momento in cui abbiamo cominciato, diciamo, a gestire la cantina, ma per la verità abbiamo ristrutturato la cantina sostanzialmente, perché dagli anni 2000 in poi, dove il mondo sostanzialmente è cambiato, vuoi l'ingresso dell'euro per n motivi, abbiamo completamente rovesciato questa struttura e quindi esserci ancora, e continuiamo chiaramente ad essere presenti, la sfida vera sarà ancora per il futuro, è quello di esserci ancora e di rappresentare comunque ancora una bella fetta del territorio. Questo è. 200 ettari sono tanti, quindi è veramente una bella fetta del territorio. Poi ho detto, io con il tempo vi ho conosciuto sempre di più, ho visto sempre più attivi, non vi accontentate mai, avete sempre qualche novità, anzi poi dopo ce la presenterete. Assolutamente sì. Diciamo Senti, che è un po' nella nostra indole comunque, diciamo, è proprio una sfida, è quello di non mollare in modo particolare, perché comunque oltre a rappresentare il territorio, come dire, abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere nella cooperazione e quindi speriamo che questo ci dia anche il futuro, chiaramente. Assolutamente sì. Durante questo periodo, che obiettivi avete raggiunto? Che obiettivi abbiamo raggiunto? È una bella domanda. Quello che ho detto prima è chiaramente quello di esserci ancora, di essere molto presenti, ma soprattutto quello veramente di avere sostanzialmente messo il prodotto direttamente a disposizione dei consumatori, mentre prima la struttura sostanzialmente viveva di vendita cosiddetta in cisterna, quindi veniva prodotto sì dell'ottimo vino, ma che poi veniva destinato ad altre cantine. Dal momento in cui abbiamo cominciato a ristrutturare l'azienda, i nostri prodotti vanno direttamente al consumatore e non vanno più attraverso altre strutture. E questo ci ha permesso chiaramente anche di lavorare nella qualità del vino e quindi rappresentare al meglio il nostro territorio. Quindi che io ricordo che i vini Sasso dei Lupi non li troviamo nella grande distribuzione, giusto? No, difatti anche queste sono state delle scelte che abbiamo fatto, perché all'inizio per esempio eravamo nella GDO, dopodiché a un certo punto abbiamo rinunciato semplicemente perché queste grosse strutture ti impongono i prezzi e la nostra struttura, per come è concepita, non gli permette di poter, come dire, essere così competitiva con i prezzi dei grossi imbottigliatori. E comunque se vogliamo valorizzare al meglio il prodotto è chiaro che si valorizza andando direttamente al consumatore, evitando meno interlocutori possibili chiaramente. E quindi la GDO è stata proprio una nostra scelta, ma anche legata al fatto che siamo presenti sul territorio con ben 7 punti vendita. E quindi questo non potevamo chiaramente danneggiare i nostri punti vendita a favore della GDO, perché saremmo andati in conflitto di interesse sostanzialmente. E quindi la nostra scelta è soprattutto puntare alla vendita diretta. Voglio dire, abbiamo anche una piccola fetta che è dell'oreca, quindi legata alla ristorazione in modo particolare, e soprattutto poi l'estero, dove siamo rappresentati bene in Russia e in Giappone in modo particolare. Sì, sì, correggimi se ricordo male, i punti vendita stanno a Tavernelle, Ponte San Giovanni, Perugia Madonna Alta, da voi ovviamente. Certo, e poi c'è Gubbio. Poi al Girasole, al Girasole, no? Nella zona sì, quello è San Mariano, poi abbiamo Gubbio e Foligno. Gubbio e Foligno, ok. Io adesso vorrei fare una domanda invece a Ruggero, se mi permetti. Che come vicepresidente, se no dopo gli ricrescono i capelli, se incavola dopo. È preferibile che gli facciamo una domanda. Ruggero, sei pronto? Sì. In cosa si differenzia di una cantina sociale da sì, quello? Ma non sento. Mi senti? Ruggero? No, cioè non sento Ennio. Non so se bisogna ristabilire il contatto. Aspetta, Mi senti adesso? Io ti sento bene anche a te, a parte siamo... Infatti... Ora mi senti? Non sento Ennio, ora aspetta, vediamo se... faccio un piccolo refresh, cioè se qualche Tu mi cosa senti, Ennio? fa... Io sì, ti sento, aspetta un attimo. Pronto? Non so perché
Io ti sento molto bene. Ora? Ora mi senti? Non sento Ennio. Oh, santo Dio. Aspetta un attimo. Allora, un attimino. Qualcosa che non va. Mi senti Ennio? Ora? Ora mi senti? Antonello, puoi dare magari il tuo auricolare a Ruggero? Eccolo, adesso lo sento. Tu lo senti e io... Antonello, puoi dare il tuo auricolare a Ruggero? No, io no. È incompatibile, gli passo direttamente il telefono a questo punto. Ok, no, vai. Aspetta, provo, mi avvicino un attimo, scusa un attimo. Ok. Digli di ricollegarsi a Ruggero. Guarda, lo sto togliendo. Ok? Digli di rifare l'accesso. Mi diceva di rifare l'accesso eventualmente. Vuoi provare con quell'auricolare? Aspettami Ennio che prova con l'altro auricolare, magari. Vabbè, può darsi c'è un problema di È un auricolare. problema, esatto. Perché se tu senti e lui No, no, io c'è ti un sento problema benissimo, suo. veramente molto Ma apposta dico, quindi è un problema suo, insomma, succede, purtroppo è così. Ok? Sta riprovando l'accesso. Sì. Un attimino solo, lo rifacciamo. Ora sento. Ecco, allora era un problema Perfetto, era un problemino Di risolto. auricolare, forse, non lo so. Ok. Allora, io non lo so, tutto è possibile. Allora, stavo dicendo, ha parlato il presidente, ma deve parlare anche il vicepresidente. Quindi adesso Volentieri. ti faccio una domanda, insomma, in cosa, però è una domanda cattiva, quindi mi devi sapevo, ne rispondere ero lo stesso, certo. insomma, ok? Apposta il presidente non si può scomporre, allora lo chiedo al vicepresidente. Allora, la differenza tra il vino di una cantina sociale e quella privata, qual è? E soprattutto, secondo te, è migliore o peggiore? Ma le differenze me ne vengono in mente alcune. Mi viene in mente, primo, che una cantina sociale ha tanti soci e questo comporta una grande varietà, il che comporta anche differenziare l'accesso delle uve in cantina. Come diceva il presidente Antonello poco fa, noi eravamo famosi per non essere famosi, cioè per fare vino anonimo in cisterna che andava alle grandi altre cantine, diciamo d'Italia in generale, in cisterna. Da un certo punto in poi, diciamo dagli anni 90 forse, inizialmente abbiamo cominciato a imbottigliare, cioè a selezionare prima poche etichette, poi un pochino di più. Poi a selezionare il calendario con cui le uve entrano in cantina, per cui noi oggi possiamo fare un'enorme massa semi-anonima, che è quella che va in cisterna, ma anche tanti piccoli nuovi vini selezionati con cura e raccolti a mano in vigneti piccoli, con i vigneti più curati dai soci che vogliono partecipare ad un percorso di qualità diverso. Quindi c'è una varietà di vini molto ampia, dal vino in cisterna per altri imbottigliatori, che è sempre di meno, semplicemente perché ci piace l'idea di seguire un percorso di qualità nostro. Cioè noi ci chiamavamo Colli Perugini e ci chiamammo Colli Perugini prima che venisse riconosciuta la DOC Colli Perugini. Poi per una sorta di conflitto non di interesse, ma semplice conflitto di nomi, è sempre rimasta questa ambiguità fra Colli Perugini DOC e Colli Perugini Cantina preesistente. Abbiamo deciso di cambiare nome, cambiare immagine, fondamentalmente per dare un percorso ad ogni vino specifico. In parte mi collego a quello che stiamo per dire riguardo alla qualità dei nostri vini. Abbiamo rinnovato completamente il portafoglio di prodotti. Abbiamo dei vini che normalmente una cantina sociale non fa, i cosiddetti macerati in piccole produzioni, né bianchi né rossi li chiamiamo, cioè un ramato, un ambrato e un rosato. Queste sono le novità.
siamo grandi ma piccoli, direi. Questa è la differenza o la caratteristica di una cantina sociale rispetto ad un, chiamiamolo cosiddetto piccolo, o comunque ad una cantina di una famiglia o di una cantina di un proprietario singolo. Quindi diciamo è una differenza proprio di produzione, diciamo così, più che Sì. altro. Non è meglio o peggio, è che è un vino differente, ecco qua. Secondo me, nel nostro caso in particolare, avendo noi praticamente tagliato intermediari, direi che il nostro punto forte è che il rapporto qualità-prezzo è elevato, perché noi vendiamo direttamente al pubblico, come diceva il Presidente, tramite i nostri negozi. Non abbiamo intermediari, abbiamo un rapporto molto diretto con i nostri clienti. Poi negli ambienti rurali, come si sa, va ancora molto forte lo sfuso in Dama o Certo, Damigiana. certo. Potremmo passare ore a parlare del vantaggio di comprare una Dama o Damigiana o il cosiddetto back-in box, che è quello che oggi va per la maggiore, sostituendo progressivamente per la sua praticità la dametta da 5 litri. La dametta la porti a casa e dopo 3-5 giorni comincia a ossidarsi. Il back-in box invece rimane indenne e non attaccato dall'ossigeno per mesi. Questa è un po' la caratteristica. Beh, è una buona pratica il back in box comunque sia. So che sta andando molto anche in altre cantine, insomma, quindi io Mi per alcuni ricollego, versi lo preferisco qualche volta. io a parte che lo trovo comodo personalmente, ma voglio dire che mi ricollego al fatto di essere una cooperativa e di avere tanti vini diversi. Noi abbiamo 11 tipi di bag-in box. Fondamentale è l'importanza è importante che il vino che è dentro al bag-in box ti piaccia. Ciò detto, quando provi il formato bag-in box resti stupito della sua praticità. Io mi ricordo una volta andai da un'amica e portai questo buzzico o questo brick, questo scatolo che era ignoto e tutti dicevano ma che sarà questa cosa? Sembrava non so, una cosa strana. E la mamma della mia amica mi disse: ah, che bello, finalmente tiriamo fuori la caraffa, perché è un modo per tenere il bag-in box in dispensa o in frigorifero o in cucina e utilizzare un modo anche elegante, pratico e bello di servire il vino, portandolo a tavola nel vetro trasparente che più ti piace. Certo, 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 è senza dubbio un buon sistema. Ora un'altra domanda, le ultime novità quali sono? Chi mi risponde dei due? Continuo io con il Tris, parlo dei vini che come nome evocano un po' di confusione, in realtà non sono volutamente arzigogolati, l'uno e poi l'altro. E qui si comincia a giocare con i nomi e dire quale ti piace di più, prima questo, poi quello, prima l'uno, poi l'altro. In realtà sono i nostri 3 macerati, sono quelli che dicevo prima, non sono né bianchi né rossi. Negli anni 60 andavi in osteria e la prima cosa che ti domandavano, bianco, rosso, signor. Adesso abbiamo di tutto, di più, di colori, di tipologie, appassionati di un vitigno o di un altro. Noi abbiamo voluto modificare il nostro portafoglio di prodotti con questi 3 Ramato, Rosato e Ambrato, che sono vini macerati che prendono il loro colore sostanzialmente dal contatto più o meno lungo con le bucce. È la buccia che dà il colore. Ora qui parlo sia agli esperti sia ai meno esperti. In realtà tutti sanno, pochi sanno forse, che lo champagne è fatto con uve prevalentemente rosse. Qui dipende alla nostra audience e a chi vogliamo parlare, però molti sanno che lo champagne è fatto così. Il Pinot Grigio nasce come grigio, cioè come un vino che può venire addirittura quasi rosso. Nella sua variante a contatto con le bucce diventa di un colore ramato. E così anche il nostro Epoi, che è un Sangiovese e Syrah, è un rosato molto rosa, quasi che tende verso il rubino. L'ultimo nato, e con questi 3 vini vogliamo avere qualcosa di diverso dall'usuale portafoglio dei bianchi e dei rossi.
Senti, si avvicina cantine aperte e purtroppo siamo in una situazione che ancora è un po' pericolosa, diciamo così, non si sa effettivamente che cosa succederà. Ma cantine aperte quest'anno, una curiosità, si fa a livello nazionale, si fa a livello locale, che cosa succede? Ebbene sì, si fa. Movimento Turismo del Vino da un ventennio, direi da 20 anni almeno, organizza l'ultimo fine settimana di maggio una grandissima manifestazione in cui tutti gli enoappassionati vanno a visitare le cantine. Quest'anno, per i noti problemi del virus da cui ci dobbiamo difendere, Movimento Turismo del Vino ha deciso di attuare una manifestazione solo online, il che significa che si chiama diversamente dal solito, si chiama Cantine Aperte Insieme. Ogni cantina che partecipa propone dei vini che possono essere acquistati online oppure comprati prima nelle rivendite, nei negozi, e noi di Cantina Sasso dei Lupi di Marsciano terremo una diretta Facebook, perché ormai abbiamo un po' capito, penso in tutto il mondo, che lo sviluppo digitale è importantissimo per far conoscere i propri prodotti, se stessi e per comunicare con tutti. Quindi faremo una degustazione online e faremo conoscere, diciamo, in differita i nostri prodotti e l'azienda. Bene, buono, vi E questo seguiremo. avviene, scusami, avviene Prego. sabato e domenica 30 e 31. Noi saremo in diretta Facebook sabato pomeriggio alle 18 circa. Benissimo. Antonello è sparito, credo che si sia scollegato per qualche motivo. Siamo uniti ma distanti. Ora ci svelo un retroscena, ma lui è lì. Si è scollegato, non so, fa niente. Andiamo avanti con il tuo eventualmente, dai. Allora, quali sono gli obiettivi futuri di Sasso dei Lupi? Non riesco neanche a rientrare. Dunque, bellissima domanda. Bisogna pensare a come evolve il mondo. Antonello giustamente ha detto è cambiato il mondo in pochissimo tempo, Sì. Ma non solo per il Covid, è cambiato perché è cambiata la popolazione italiana. Chiunque aveva un vigneto piccolo o grande in campagna, il ricambio generazionale è problematico per ciò che riguarda la gestione dei vigneti. Credo che questa sia una tendenza inarrestabile, per cui bisogna cambiare l'azienda facendo in modo che chi gestisce il vigneto ne sia contento, chi gestisce il vigneto continui a conferire le uve. Queste sono le nostre sfide, quindi noi vogliamo rimanere una comunità. I nostri sforzi più grandi sono tesi a mantenere una comunità agricola, una comunità che gestisce il vigneto, conferisce le uve in cantina e la cantina si occupa essenzialmente di vinificare e commercializzare. Questo è, diciamo, in parole povere quello che noi intendiamo fare. Mi vedrete da qui perché io sono sparito completamente. Sì, qualcosa sarà successo. Diego Callaiendo fa una domanda e dice la vendita online che per motivi oggettivi adesso ha preso piede, per la cantina Sasso dei Lupi, ritiene sia un canale da sviluppare soprattutto per l'utenza fuori regione? Assolutamente sì, e confermo che è stato una grandissima sorpresa vedere partire il canale online anche per noi. Per noi c'era un negozio online, ma sinceramente era non posso dire che fosse un negozio di successo. È diventato un canale importantissimo e lo svilupperemo e metteremo molte risorse nostre, prima di tutto mentali, sul modo di gestire l'online, perché l'online sostanzialmente è l'immagine di un'azienda, cioè il modo più facile e più, non voglio dire più facile, no, assolutamente non più facile, ma è il modo più importante per farsi conoscere. E quindi sì, confermo che è un canale preferito. Assolutamente. Allora, chiuderei con un'ultima domanda. Gli obiettivi che avete raggiunto in 60 anni sono tanti, ormai 60 anni sono anche passati.
abbiamo detto territorio grande, 7 punti vendita, vendita online, insomma c'è tante cose. Ma Sasso De Lupi in realtà, e lo chiedo anche al presidente che sta cercando di rientrare, ha ancora un sogno nel cassetto? Per quanto mi riguarda il sogno nel cassetto, e poi passerò la parola visto che abbiamo cambiato. Non ho più connessione a internet, è sparito. Un sogno per uno. Il sogno è di continuare a lavorare e di continuare a rimanere sul mercato e mantenere una comunità insieme. È un sogno molto pragmatico. Io lo dico semplicemente perché è un lavoro che mi piace fare, più che un lavoro è una passione. E per me lavorare e fare quello che ti piace fare è la cosa più importante. Per un'azienda io credo che la cosa più importante sia mantenere la comunità di viticoltori del territorio di Marsciano unita. Beh, non è poco, assolutamente non è poco. Io metto tutti i miei sforzi su questo, lo faccio per me e lo faccio per la comunità, lo faccio per la comunità e lo faccio per me. Io poi non abbiamo citato il fatto che ogni socio è un piccolo proprietario dell'azienda, di una cooperativa. E ogni socio è un imprenditore agricolo, quindi il vigneto che è qui dietro viene gestito da un'azienda agricola che è l'azienda di famiglia, che si chiama Saracca Gervasi, nel mio caso. Quindi l'azienda di famiglia conferisce le uve alla cantina cooperativa che vinifica, e poi io ho il ruolo di vicepresidente perché sempre di più mi è piaciuto coinvolgermi in questa azienda e quindi sono imprenditore agricolo lato vigneto e amministratore lato cantina, e come me ci sono altri consiglieri di amministrazione, di cui il consiglio di amministrazione è presieduto da Antonello, che è qui accanto a me, a cui passo il microfono perché credo che a questo punto ho perso la connessione internet. Avevamo 2 telefoni ma ne è rimasto superstite uno solo, quindi intanto l'importante è che uno c'è. Sì. Allora ripeti la domanda: avete un sogno nel cassetto? Passo il microfono, glielo lascio e la ripeti tu a lui. Aspetta un attimo. Scusami, Mi distanzio. Sì. Eccoci Ennio. Allora ripeto la domanda anche Scusami, a te. ma Ruggero perdonatemi. Vabbè, succede purtroppo. Ruggero mi ha risposto ampiamente, ma ripeto la stessa domanda anche a te. Sasso De Lupi, e in particolare te come presidente e anche come insomma produttore, avete ancora un sogno nel cassetto? Beh, i sogni ci permettono di andare avanti. Se non avessimo dei sogni avremmo terminato la nostra sfida sostanzialmente. Certo. Quindi il nostro sogno è sempre quello di rappresentare, ha già detto Ruggero, sostanzialmente, che condivido insomma quello che ha già detto appunto Ruggero. Il nostro sogno è quello di continuare a rimanere presenti sul territorio, continuare a valorizzarlo e dare soddisfazione ai nostri, in primis, viticoltori e successivamente ai nostri chiaramente consumatori, che ci permettono comunque come filiera poi di farci vivere tutti. Per cui continua la sfida e continua il sogno, è sempre un sogno sostanzialmente ogni mattina sostanzialmente. Perché poi voglio dire l'ultima cosa, e queste cose si fanno, Ruggero l'ha accennato, perché dentro abbiamo la passione. Certo. E la passione è bella, ma a volte si paga. Ho capito. Però noi continuiamo, siamo duri, ci proviamo. Grazie comunque. Allora, grazie a te, grazie Ruggero. Io chiuderei qui questa intervista. Vi ringrazio, noi ci vediamo presto perché certo. il 3 sono da voi che riniziamo con le dovute cautele il corso sospeso sul vino, ma soprattutto saremo tutti quanti da voi insomma ad assaggiare le novità. Io il rosato l'ho assaggiato in anteprima, mi è piaciuto molto, adesso sono curioso di apprezzare i prossimi vostri figli, li possiamo chiamare figli i prossimi vini, dai. Assolutamente sì. I figli di una grande famiglia. Di una bella comunità. Di una bella comunità. Grazie, grazie a tutti quanti e ci vediamo presto e complimenti. In bocca al lupo. Grazie Ennio, grazie a tutti voi. Ciao. Ciao. Io vi ringrazio
per aver seguito questa intervista. Lunedì 1° giugno intervisteremo uno chef d'eccezione, molto esperto, che lavora all'Argentario. Poi dopo vi darò tutte quante le varie informazioni, e poi giovedì terza lezione del corso di panificazione con lo chef Fortunato D'Alessandro. Parleremo ancora di lieviti, quindi la seconda parte della lezione sui lieviti. Io ringrazio a tutti quanti, oggi è giovedì, vi auguro in anticipo un felice fine settimana a tutti. Buona serata, ci vediamo presto.